E in Sicilia, ma non è più il boss dei boss, il capo della cupola mafiosa. Due certezze per Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia, ospite in una trasmissione radiofonica nazionale per parlare di mafia e dintorni, di Matteo Messina Denaro, ma anche di Beppe Grillo e di quella sua infelice uscita, secondo la quale lo Stato strangola più della mafia. Grasso fa il punto della questione. Oggi, sottolinea, non c'è più un capo, la cupola è tutta in carcere. Hanno cercato di riorganizzarsi, ma per 2 volte, ribadisce con fierezza, lo Stato è riuscito a scongiurare questo pericolo sul nascere. Da un punto di vista repressivo oggi è più forte l'antimafia e lo Stato che continuamente ogni giorno in cronaca mettiamo operazioni di polizia in tutte le parti d'Italia. Abbiamo in 3 anni e mezzo sequestrato beni per 40 miliardi di euro, confiscati per oltre 3 miliardi, quindi sotto questo profilo, diciamo, con i mezzi a disposizione i nostri uomini fanno dei miracoli. Quello che è importante è che il valore delle cose confiscate sia utilizzato socialmente, e il discorso di Grasso si sposta alle polemiche sollevate da una frase di Beppe Grillo pronunciata proprio a Palermo, secondo cui Equitalia con le sue tasse strangola più della mafia. Quello di Grillo, aggiunge Grasso, è un paradosso, un'esagerazione che serve ad andare sui giornali. Nelle zone di origine c'è un controllo del territorio, un controllo appunto del lavoro e purtroppo ancora. E allora ecco, la lotta alla mafia non può essere una lotta soltanto della magistratura e delle forze di polizia. Finché non si risolve il problema sociale, finché non si risolve il problema lavorativo, non si potrà mai fare un passo avanti, quindi deve essere una lotta che va di pari passo con la democrazia. In Sicilia, ricorda ancora, sono 5.000 i soggetti mafiosi contro 5 milioni di abitanti, poi c'è tutta quest'area grigia, a quel punto potremmo arrivare a 1 milione. Ecco, quest'area grigia che sta intorno, che poi è quella che fa la vera forza della mafia, ed è difficile, cioè è fatta da persone assolutamente insospettabili, come professionisti, come politici, come imprenditori.